E anche questo mese torniamo con Qui Europa, voi Friuli. Io come sempre sono Valentina e questa volta siamo in Spagna con Giampaolo E Cocetta. benvenuti anche a voi. Ti abbiamo invitato per questa edizione per parlare della nascita del nuovissimo Fogolar. Diciamo la scorsa settimana è stata autorizzata da parte dell'ente Friuli nel Mondo la nascita di questo nuovo Fogolar Furlan che realmente diciamo che è alle Canarie, qua stiamo parlando delle isole Canarie, esisteva già un Fogolar Furlan Canarie che era a Gran Canaria. Chiaramente per le problematiche e le distanze che esistono tra isole ed altre, c'era la necessità di realizzare un Furlan anche a Tenerife, perché stiamo parlando di un'isola che ha milioni di abitanti e circa ogni anno transitano dai 9 ai 10 milioni di turisti all'anno. Realmente qua sull'isola ci sono quasi 45.000 italiani residenti, più un innumerevole di persone che transitano durante l'anno dai 5-6 mesi che si fermano qua per vacazione. E quindi tantissimi friulani su questa isola e io sicuramente ho avuto così il piacere e l'onore di poter realizzare questo Fogolar Furlan qui a Tenerife e portare avanti quelle che sono le aspettative di questa Mm. associazione. Cosa ti ha spinto a decidere, o cosa vi ha spinto a decidere di creare questo nuovo Fogolar? Ma sicuramente il Friuli è la mia patria, il Friuli dove ci sono nato, dove ho vissuto e tutto quello che indubbiamente ho appreso e mi hanno insegnato, la cultura della nostra terra, poterla continuare a trasmettere e mantenere nelle famiglie che comunque vivono qua o comunque ci visitano, eccetera, poter utilizzare la nostra lingua madre, il friulano, è una cosa che indubbiamente rende ancora emozione. Cosa ti ha portato a Tenerife? Beh, indubbiamente dell'Italia abbiamo delle cose bellissime, dal mare, alle montagne, al cibo, che indubbiamente tutti ci invidiano nel mondo. Però abbiamo un clima che purtroppo ci crea indubbiamente degli umori che non sono ottimi. Io personalmente amo il mare, amo il sole e amo il clima caldo e l'isola di Tenerife offre assolutamente per tutto l'anno questo. Un clima primaverile che d'estate fa 26-28 gradi e d'inverno stiamo parlando di 23-24 gradi. E come sta andando, insomma, questi primi passi? Quanti siete? Avete qualcosa in progetto? Guarda, siamo appena partiti, per cui questa associazione si sta realizzando ora. Abbiamo in progetto di fare alcune attività culturali, ad esempio adesso il 3 marzo parteciperemo a una fiera organizzata dall'ANSI qui della Spagna, proprio degli italiani, al fine di farsi conoscere e poter interagire con le persone, i friulani che sono qua sulla isola. Il 3 aprile, che è proprio il giorno della festa della patria del Friuli, stiamo organizzando una serata culturale insieme alla Comites Hispana, una serata a tema, al di là della presentazione proprio del Fogolar Furlan Canarie, sede Tenerife, una serata a tema sulla guerra di Caporetto. Quali recapiti possono trovarvi? Ma guarda, noi abbiamo indubbiamente, al di là di Facebook, e sicuramente la pagina ce l'abbiamo sempre presente, abbiamo una email che è fogolarfurlantenerife
gmail.com, o eventualmente contatti telefonici che comunque sono inseriti all'interno della pagina di Facebook. Ottimo, Giampaolo, ti ringrazio. Grazie, se avete bisogno di qualsiasi informazione, qualsiasi contatto, siamo qua anche per questo e vi ringrazio della vostra disponibilità. In bocca al lupo al nuovo Fogolar Furlan Canari di Tenerife e vi auguriamo ogni cosa migliore. E come sempre, qui Europa, a voi Friuli.